Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, mercoledì 12 luglio. Allora, l'articolo che questa mattina mi ha, così, stimolato è questo qui che c'è sia sul Gazzettino che sulla Nuova Venezia, che dice: Avis contro CTV, ostacola i suoi dipendenti e donatori. In pratica il presidente di Avis è Nevio Bosco del Capone, che è una gran brava persona, non lo dico per piaggeria, è una brava persona che ha anni che stimola questa attività, lo fa in maniera assolutamente benemerita, come benemerita chi va a donare sangue. Ecco. Allora, se mi permettete, siccome sono stato donatore anch'io e poi non l'ho più potuto fare perché 14 anni fa ho avuto un problema di salute e ho avuto un linfoma, e con il linfoma praticamente il protocollo non prevede più che si possa donare sangue. Spero che questo protocollo, se non è a rischio della salute degli altri, venga rivisto, perché mi farebbe piacere ricominciare. Detto questo, conosciamo una marea di gente che fa la donazione e non si mette a riposo, non ha nessun problema. Io quando facevo il donatore potevo fare la donazione a digiuno, andavo a correre. Ecco, io per carità sono così, magari qualcun altro ha qualche altro disagio, ma non è l'Avis che ostacola i dipendenti donatori, è l'esatto contrario, perché in questo momento, con la stagione estiva, con una montagna di turisti che arrivano, andare a mettere a disagio le comunicazioni, i trasporti, perché qualcuno forse lo fa per spirito umanitario caricatevole, ma forse invece lo fa per avere la giornata libera. Diciamoci le cose come stanno. Come mai chi lavora in proprio, qui non voglio fare una crociata contro chi lavora in proprio e chi è un dipendente pubblico, assolutamente, io rispetto tantissimo gli operatori pubblici e allo stesso modo anche gli imprenditori privati, ma è un po' strano che quando ci sono le elezioni tutti quelli della CTV devono fare il rappresentante di lista e non vanno a lavorare allo stesso modo, in questa maniera qui. Quindi, siccome è una cosa assolutamente sbagliata, se un dipendente da CTV vuole fare donatore può farlo benissimo e non ha bisogno di avere la giornata. Tra l'altro sarebbe vietato a livello europeo, perché quando c'è una donazione di organi è vietato dalla legge italiana, quindi donare il sangue e avere una giornata libera è come avere una retribuzione, perché si parla di questo. Quindi inviterei l'amico Nevio, che ripeto è una bravissima persona, capisco. Allora, i sindacalisti devono promuovere l'attività e difendere i diritti dei lavoratori, le associazioni devono difendere i diritti dei loro associati, il presidente sa benissimo che ha problemi di raccogliere sangue, però questo, a mio avviso, col cappello in mano, è un metodo sbagliato. Cioè si deve sensibilizzare la gente, i giovani, a dare il sangue perché è importante, ma non perché si ha la giornata libera. Ecco, scusate, quindi invito i dipendenti a CTV a andare a donare sangue e a non usufruire della giornata di riposo, che possono benissimo fare a meno di farlo. Ci hanno chiesto se era da tanto che non passavamo da via Barbarigo ed eventualmente di passarci per vedere qual è la situazione. Si tratta della strada dei campeggi, molto frequentata durante l'estate da auto, bici, scooter e pedoni. La situazione non è cambiata da una quarantina di anni fa, quando i ragazzi forsennati passavano da campeggio a campeggio cercando un posto di lavoro, cercando di arrivare prima degli altri in modo da avere assicurata la stagione per racimolare due palanche per i propri sfizi, spesso senza contratto, con paghe da miseria e orari da denuncia. Ma mentre sul piano lavoro le cose sono cambiate drasticamente, la strada costituisce un punto fermo a 40 anni fa appunto. La strada ha un'unica corsia, in tratti più larga e in tratti più stretta, spesso due veicoli procedenti in direzioni contrapposte devono rallentare e procedere con molta prudenza, figurarsi quando uno dei due ha un camper o una roulotte. Per bici e scooter problemi non sembra ce ne siano, ma per i pedoni sì, e sono coloro che sono più a rischio. Non c'è marciapiede, la linea laterale continua che delimita la
carreggiata si trova a un passo dalla banchina, rendendo difficile camminare a lato strada. Pedoni ce ne sono e molti passeggiano per arrivare in Viale Mediterraneo dove trovare un po' di movimento. Sono molte le auto che percorrono quella strada tenendosi ai limiti e chi sgarra non può permettersi velocità troppo sostenute, ma si sa che basta poco per mettere a rischio una vita e su questa strada la pecca principale è la mancanza di un marciapiede dove le persone possono passeggiare in sicurezza, anche se gli ultimi fatti di cronaca dimostrano che così non è. Ci avevano chiesto di vedere qual è la situazione, la stessa, identica, di 40 anni fa, in una città che non vuole restare ferma ai favolosi per altri versi anni 80, ma che vuole crescere e migliorarsi, offrendo al turismo qualcosa di meglio di questo. Sarebbe ora di cominciare a pensare seriamente di fare un passo avanti, prendere in mano i progetti che ci sono e cominciare a ragionare seriamente. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. La Regione Veneto ha pubblicato online un nuovo strumento chiamato Visualizzatore Grafico WebGIS del Geoportale dei Dati Territoriali, uno strumento che offre una cartografia interattiva chiamata Carta ittica regionale, la quale fornisce informazioni utili per la pesca amatoriale, dilettantistica, sportiva, per le imprese di pesca professionale e di acquacultura. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di fornire agli utenti una mappa dettagliata che mostri le aree di pesca, i campi di gara, le zone di semina, le zone di riposo biologico e altre informazioni pertinenti. Grazie a questa cartografia digitale i pescatori possono accedere facilmente a informazioni raccolte negli anni dagli uffici pesca regionali, consentendo loro di visualizzare e ottenere informazioni su qualsiasi area di pesca nel territorio regionale con un semplice clic dal PC o dallo smartphone. L'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari ha sottolineato l'utilità di questo strumento per i pescatori e ha annunciato che sarà presto implementato con tutte le aree in concessione. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento innovativo ed efficace che possa rispondere prontamente alle esigenze degli utenti. La Regione del Veneto ritiene che questa iniziativa possa essere utile anche per le forze dell'ordine, la vigilanza volontaria e le associazioni che si occupano di contrasto al bracconaggio. La cartografia è accessibile anche da dispositivi mobili e consente agli utenti di visualizzare l'area di pesca in cui si trovano, fornendo informazioni dettagliate. Inoltre, per le zone lagunari della Laguna di Venezia e del Delta del Po è possibile visualizzare facilmente le destinazioni d'uso delle diverse aree, inclusi i luoghi adatti alla venericoltura, le aree nursery, le zone di raccolta dei banchi naturali e le aree destinate all'utilizzo di reti fisse e bilancioni. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dunque, qualche giorno fa avevamo pubblicato questa cartolina che ci era arrivata dal New Mexico, è uno stato americano. Un caro saluto a tutti voi dal New Mexico, Choza Azzurra Imeio, e firmato il Zebra. Tra l'altro l'indirizzo, come avevo scritto, era Chioggia Azzurra comparato Chioggia, è arrivata a casa, cioè, voglio dire. Quindi ecco, questa mattina eravamo dal Brollo, che infatti nella copertina ringrazia Emanuele Brollo per le sue previsioni meteo. Abbiamo scoperto, l'avevamo capito perché insomma avevamo fatto una piccola indagine, abbiamo scoperto che tra l'altro questo Zebra, Cecco Rossetti di cognome, è molto conosciuto, tra l'altro conosco bene anche tra l'altro la famiglia, il fratello,
E questa mattina abbiamo trovato al Brollo perché viene ogni anno in vacanza e questo è l'incontro e che ci ha fatto molto piacere e lo vogliamo così condividere con i nostri follower. Dopo sul passaggio a giovedì ha detto e mi ha regalato il Claudio dei fiori, su qua perché mi dice i fiori, senti il tetto nuovo di Ciosa. Guarda che il Brollo c'ha mai alla fine del mondo. Non si usava qualche anno fa queste frasi. Si usa. È diventata cultura, non incredibile. Allora, questo signore qua è il signore che ci ha mandato la cartolina, che è un ex parente tra l'altro. Della famiglia, sì. Rossetti, detto Zebra, il nome scusami? Giorgio Rossetti, che appunto ci ha mandato la cartolina perché lui è partito, è andato in Nuovo Messico, in mezzo agli orsi, in mezzo alle... Manchevo solo però la anche più Zebra. giovane, allora lui non lo conoscevo suo fratello che è stato insegnante, quello con la cappellone, la mamma, conosco tutti quanti, questa mattina ci ha fermato. Che adesso sei cittadino americano del tutto. Ma mi sono Ciosotto, sono andato qua in casa del cinema Astra. Mi ci fa piacere Mi ha incontrarsi. fatto piacere, veramente, mi ti ringrazio tanto. Il fiore a Claudia, ma scusa se si suavo, la bicicletta. siamo tutti sudati, No, il fiore a Claudia, pallavolo, una bella compagnia Margherita Maria Teresa, Claudia alla Ciosotta, Claudia. Grazie. Ho fatto è un'occasione di venire adesso, con tutta la libertà perché volevo ringraziare. Noi siamo noi che ringraziamo te. Mi prepara essere la Ciosa quando vi vedo. Siamo noi che ringraziamo te, Ti grazie. saluto, grazie mille. Grazie, carissimo. Beviamo un bel caffè dal Brollo adesso. Bravissimo. Ciao. Nel mondo. Nel mondo. Ciao. Grazie. Ciao. Scusa, sa comparare. Ma che scusa, grazie. All'84esima sagra del pesce di Chioggia al Vecchio Cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo! Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso in cui è stato decretato lo stato di attenzione idrogeologica per temporali nelle zone montane e pedemontane lungo il corso del Piave, del Brenta e dell'Adige. Le previsioni meteo di ARPA vi indicano infatti che da ieri sera fino a giovedì 13 possono esserci varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi, intervallate da pause anche prolungate, possibili fenomeni localmente intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. La fase più significativa della perturbazione sarà tra la notte di mercoledì e giovedì. È stato inoltre dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per oggi 12 luglio, per le zone costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana e per domani 13 luglio per le zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 12 luglio, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!